Torna l'ipotesi di usare le caserme dismesse per l'accoglienza dei profughi. A distanza di un anno dalla proposta del governo Renzi di ricoverarli nei siti militari dismessi, in Veneto sarebbero 5, a San Giorgio di Livenza, Ceggia e Meolo nel Veneziano, a Codognè nel Trevigiano e a Giarre di Abano nel Padovano, è ora l'ANCI nazionale a rilanciare l'idea. Ma gli amministratori locali non le ritengono adatte, come nel caso della ex base americana di lancio missili di Ceggia, dismessa da una quindicina d'anni e decadente. Non è idonea, già l'altra volta si era visto che era stato oggetto di saccheggio e quindi avevano portato via tutto, praticamente quello che era possibile rivendere o riciclare, e quindi diciamo che resto dell'idea che per utilizzare quella struttura servono grossi investimenti. Stesso parere dei cittadini da noi intervistati a pochi chilometri di distanza, a Meolo. Qui c'è una ex base logistica e missilistica dell'esercito italiano. La vecchia caserma è un fallimento perché ormai è finita e se devi spendere non so quanti soldi lì. È messa da cani, mi sembra. Mi sembra da cani, per metterla a posto ci vogliono un sacco di soldi. I soldi che si spende là si può spenderli per recuperare i pensionati nostri, quelli da 600 euro al mese, 500. Sul tema dei profughi alzano la voce i vescovi delle 15 diocesi del nord-est. Attraverso la Commissione Migrantes, la Conferenza Episcopale Triveneta ammonisce la politica e l'economia locale con queste parole: non possiamo assuefarci allo sfruttamento di persone, alle violenze contro la vita umana o all'abuso delle oggettive difficoltà per finalità di guadagno economico o elettorale. Un messaggio chiaro a poco più di un mese dalle votazioni per il Consiglio regionale e per 34 consigli comunali del Veneto.